e di tutti gli strumenti di misurazione, risaliamo ancora all'epoca regia, ancora il re aveva stabilito con leggi che poi sono state riprese dalla Repubblica che tutti gli strumenti di misurazione devono ottenere prima la certificazione metrica legale, ovvero sia un ente dello Stato deve garantirmi che quello strumento è a norma. Viene rilasciato dall'ex Ministero per lo Sviluppo Economico, che adesso si chiama MIMIT, che opera tramite le Camere di Commercio. Quindi, quando lo strumento, nel caso in questione l'autovelox, ha ottenuto il certificato di metrica legale, dopodiché passa al Ministero dei Trasporti per ottenere poi il certificato di omologazione previsto espressamente dal nostro codice. Io consiglio a tutti quanti vivamente di cercare di rispettare i termini, le velocità previste dal codice e sulle nostre strade per evitarsi sanzioni, e comunque anche se l'autovelox non è a norma, comunque il fastidio di dover andare da un avvocato, fare un ricorso, affrontare spese, ecco, è meglio che rispettiamo tutti quanti un po' il codice della strada.